L'evoluzione delle fonti energetiche è stata per molti secoli lentissima e legata a leggi di natura che l'uomo ha imparato a utilizzare per i propri scopi, come questo mulino a longi che un tempo funzionava grazie all'energia creata dai numerosi corsi d'acqua. L'antico meccanismo ad acqua non è più in funzione, ma il mulino, oggi recuperato e rimesso a regime con l'elettricità, continua a macinare il grano con la stessa pietra che usavano i mugnai di una volta. Grazie alla mulinatura a pietra si ottiene una farina eccellente che mantiene intatte tutte le proprietà del grano. Proprio qui a Longi, nelle anteprime di Piccola Grande Italia, si è parlato di emergenza climatica e misure concrete per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili alla portata delle amministrazioni locali e dei cittadini. La dipendenza energetica dell'Italia da paesi terzi e i mutamenti climatici causati dall'uso massiccio di fossili rappresentano un grande problema che si affronta a cominciare dall'impegno di ciascuno. Questi argomenti erano già stati ampiamente trattati in un'analoga conferenza a Tusa, ma nulla cambia rispetto allo scorso anno, poiché la legge finanziaria 2008 offre cospicui incentivi come gli sgravi fiscali ed il conto energia, misure che rendono straordinariamente conveniente la riqualificazione energetica degli edifici e l'installazione del solare termico o del fotovoltaico. Il Comune, dal canto suo, potrebbe incentivare queste operazioni, snellendo le procedure amministrative sia in sede locale che nei rapporti con altri enti, come ad esempio il Genio Civile o la Sovrintendenza.